Fleximan! Eccolo! Che fa Flex? Che succede? Non si attacca più. Cosa non si attacca più? Il telefono. Ah, il telefono! Magari riconoscimento facciale. Allora, come va intanto il tuo percorso di disintossicazione da flessibile? Bene Tosati, Severo. Ecco. Ormai non tocco un flessibile da mesi. Ecco, Quella. sì. Neanche un seghetto da traforo, neanche un tronchesino. Ah, Le addirittura. onge non me le taglio più, me le maio. E se è 2 mesi che faccio un corso di yoga, così riesco a mangiarmi anche quelli dei piedi. Ma dai! Ne sono uscito, sono pulito da mesi. Addirittura. E quelli che vediamo lì dietro nel tuo garage? A parte che c'è la mia cameretta. La tua cameretta. Questi sono come le svapo. Ah, è svapo. Hai capito? Sì, senza nicotina, senza niente. Le lame sono di gomma a fiappa come le tette della nonna del No. Gino. No, ma non si dice. non Sì, è Gino detto Spritz, che ha una nonna sì. di 101 anni. Addirittura, Sì, però. è stata premiata perfino da Zaia. Addirittura, e sì, con cosa? A Ciapà il premio Tetta Fiappa 2020. Ma dai, ma non ci sono, ma salutiamo il Avete presente come che i pomi che sta adesso? Vabbè, Ma non vabbè, si basta, può ascolta. guardare i mesi. Senti un po'. Senti un po', allora, ste indagini... Senti, ma qua è il naso è tuo oppure... Cioè, no, perché... è passato il flessibile anche lì. Senti un po', allora, ste indagini per i Velox non omologati, si parla di falso ideologico. Esatto. Comuni accusati di aver installato i Velox solo per fare cassa e c'è stato qualcuno che ha detto che aveva ragione Fleximan. Ecco, è come si dice, meglio tardi che massa tardi, no? E mi fa piacere sì. che qualcheduno adesso pensi che il sottoscritto è stato una specie di Robin Hood del Veneto. Robin Hood. Sì, e no che sono stato un bandero così dalla lama facile. Sì, Finalmente ok. qualcheduno che ha capito che io tagliavo i Velox ai ricchi perché non ci avassero più i poveri. E pensa che ho ricevuto anche una lettera di ammirazione anche della Brunetta dei ricchi e poveri. No. Addirittura. Con tanto di fotografia con dedica. Ma dai, c'era no. scritto in qualità di rappresentante dei ricchi e poveri, come sopra, volevo ringraziarti per quello che stai fando. Mi raccomando però, sega via solo i Velox che non servono a una Eva, se non ai comune per ciavari skate ai poveretti. E là sentati quelli che servono per la sicurezza sulle strade. Un vasetto, tua Brunetta dei ricchi e poveri. PS, nella foto paro Scialpi, ma ti assicuro che sono io. Senti, ci risulta che non solo lei ti abbia scritto, addirittura delle ammiratrici segrete. Una in particolare. Sappiamo di una. Ma come fate gli altri Noi a essere a conoscenza di ste robe qua? Sono robe privatiste. Potenza della TV. Comunque sì, è vero. In mezzo alle varie lettere di miratrici è stata una che mi ha colpito per sedere alto. Ah, davvero? Per questioni di privacy però privacy. la posso semplicemente chiamare Sweet Lametta G. No. Che G sta per Giannan Desiree. E pensa, ironia della corte. Della sorte, no della corte. Ma lei abita in Tenacorte. Ironia della corte. Lei fa la commessa dalle Rao Merlino. Reparto seghetti flessibili. No, fantastico. Però se è soprattutto merito suo se mi sto disintossicando dai flessibili e tutto quello insomma che ha a che fare con la lama. Per farti un esempio, se vado al zoo, ci sto distante alla gabbia dei lama. Come per non cascarci dentro di nuovo, capito? Insomma basta, guarda, è stata una parentesi graffa della mia vita, ma adesso sei tutto alle spalle. E se ci sarà un altro Velox tagliato, non sarà opera del sottoscritto. Bravo. Sarà un mitatore sicuramente, un baruccone, perché il vero Fleximan, cioè il sottoscritto, ha attaccato il flessibile al ciodo. Grazie Fleximan, alla Ciao, prossima. alla prossima, Ciao ragazzi.